signore e signori, questa I settimana... gloriosi maiali della seconda guerra mondiale, i MAS. Questa settimana parleremo di una regione tra le più belle, tra le più stupende. Scusami, non volevo, t'ho fatto male, t'ho preso qui sul capocollo. Come poverino, perché poverino lui? E quando mi dicono che sono grasso, quando mi dicono che sono maiale, Che puzza, che fa schifo, che faccio schifo. Che devi, che tutte le più allora questo non è consentito, quando io dico una cosa loro non è più possibile. C'ha la febbre, guarda, c'ha la Dai, febbre. che è la febbre? Vieni qua, metti via questa mano qua. No, ecco. Bacia le figlie. Bacia le figlie. La febbre del sabato trippe. La febbre del sabato trippe. Dunque è un discorso importante, un discorso importantissimo, un discorso che è molto caro all'amico Franco. Quando dico un discorso importante lui si emoziona, se la fa addosso. Dunque è veramente una cosa essenziale, un discorso importante. La Campania. Per chi suona la Campania? Per chi suona la Campania? No, quello è il romanzo di Albert Einstein. Dunque è un discorso importante. È un discorso importantissimo. La Campania. State in Campania, fermi tutti. Come state in Sto in Campania? Campania. Dai. Noi stiamo in campagna, in questo momento sto in campagna. Stiamo in campagna nella canzone, non lo vuoi capire sì o no? Giù il cappello, sull'antenna. Sull'antenna, giù il cappello. Siamo in campagna. Sui capelli, giù l'antenna, il cappello dell'antenna. Gli abitanti della campagna come si chiamano? Campacavallo, che l'erba. No, gli abitanti della campagna lo sanno anche i cani, si chiamano campanelli. Tant'è vero che la campagna è detta anche il paese dei campanelli. C'è anche l'operetta. Questa è un'operetta piccola così, perché l'hanno fatta in questo formato. Dai! È un discorso importante. Avanti, se vedi di fare. Ma ti rendi conto che hai ormai 18 lustri? Per favore, è un momento veramente serio. Ora che cosa dire della campagna? Intanto mi devo sedere e mi siederò da solo perché non ci stiamo. Ecco, devo dire una cosa veramente essenziale. Ci stiamo. Che una delle città non ci stiamo. Una delle città più importanti della Campania, sicuramente voi che avete studiato la geografia, è la città di Benevento. Hanno girato Beneventi di guerra, esatto, lì, come tutti sapete, quel grande romanzo. Purtroppo Fiume. Vorrei parlare del dramma della città di Avellino. No, faccio io, il pezzo lo faccio io. Vorrei parlare del pezzo che faccio io, è vero sia. E questa sera siamo qui riuniti per commemorare quel gran maiale. Quel gran maiale di chi? Quel gran maiale di chi? Quel mio amico che andò tutto l'anno in giro per la città, rovinandosi la reputazione. Dai, avanti. Ma strozzato una gamba. Avellino è una città purtroppo... Mi sta manipolando come una pasta. Avellino, la forza stai facendo la pasta, sono un essere umano. Allora, Avellino è una città che... Avellino! Avellini, mi devi ascoltare, se vuoi che tutto ti vada bene, bacia le figlie. No, bacio, vattene te le figlie. La città di Avellino purtroppo ha questo grande dramma del muro di Avellino. Avellino Est, Avellino Ovest. C'è anche la famosa canzone Avellino che giorno è? No, di Greta Garbo. Avellino. Poi ci hanno girato anche il film famosissimo. Quale? Avellini 8,5. Sì, ma questo successe prima. Ad Avellino, quindi, ad Avellino Est sta due gruppi di persone vivono ad Avellino. Ad Avellino Est sta la nuova scamorza organizzata. Ai ferri, la nuova scamorza. Nuova scamorza organizzata, non leggi organizzata sui ferri. Invece ad Avellino Ovest sta l'Andrangheta, il Tricheballà, il Putipuzza, la Caccavella, che schifo, madonna, il puzza tremenda di chi è stato in questo momento che non si chiama la Caccavellinese. La Caccavellinese, esatto. E questo purtroppo è il dramma della città di Avellino. Ma la città, sicuramente, più, come dire, più. Se voi sapeste quanto abbiamo sofferto. Per favore, vieni qua. Ecco, mettiti qua. La città più importante, mettiti qua, distenditi, di tutta. Dai. Una città bellissima. La vivisezione del Una città caciocavallo. bellissima che si stende sulle colline di Avellino è, signore e signori, la città di Salerno. Eccola qua. Voi potete vedere in questo momento la città di Salerno. Ecco, noi possiamo descrivere questa città. Ecco, questo è una città che si stende sui colli. Esatto, anche sui calli. Ecco, questa è apri la bocca, ecco, questo è l'ingresso di Salerno. Se entrate a Salerno e volete uscire... dopo l'uscita dall'altra parte, che non vi conviene prendere l'uscita perché... Va bene. Poi c'è la circonvallazione vesuviana. La circonvallazione. Questa è la circonvallazione. Ecco, qui abbiamo il parco di Salerno, che è un parco così. Qui abbiamo i giardini pubblici. Il giardino pubblico con un monumento ai caduti. Il monumento ai caduti. Non vedo...
Come? Non vedo ombra. Non vedo il monumento. Ai caduti, quindi. Ai caduti. Frega lui di esserci. Ecco, vabbè, insomma, quando sono caduti, sono caduti. Ecco, molto bene, abbiamo capito, scende il pianoforte, abbiamo messo il pianoforte e a questo punto passiamo a presentarvi. Sto rischiando la vita, attimo per attimo. Abbiamo presentato, stai così, ecco, stai così che devi fare quel pezzo che tu sai. Ecco, un attimino che dobbiamo fare il pezzo della sceneggiata, perché la cosa più importante della Sardegna, non c'entra niente, parliamo della Campania, dunque è la sceneggiata. Ma prima vorrei presentare il piccolo coro Franco e Algerno, sono il pubblico, ecco il coro Franco e Algerno, diretti dal maestro diretti dal maestro Tullio Pane. Oddio, il maestro Tullio Pane l'avevo visto in camerino, l'ha mangiato tutti, l'avevo lasciato su un tavolo. L'hanno tagliato e imbottito ed è andato via. Allora quindi un piccolo spezzone di sceneggiata, tanto per gradire. Vuoi metterti qua? Che fa? Che personaggio fa? Ecco, allora, pronti? Facciamo Personaggi interpreti perché nella campagna in ordine di altezza. personaggi interpreti in ordine di altezza. Un bambino cieco. Franco Pini. Un attimo, io ancora non è cominciato allora, il un pezzo. bambino cieco, Franco Pini. Papà! Un attimo. Aspetta, quando dico pronti. Una mamma fedente, Nini Salerno. Devi fare la mamma perché sennò ecco così. Una mamma fedente, guarda. E poi- Un papà. Un pappa, Ah, non un papà, papà. Umberto Smail. Allora, pronti? Attenzione. Pronto. La sceneggiata, Aspetta, io pronti. torno a casa. E torna a casa. Un attimo. Devo ancora arrivare. Aspetta che c'è il cappello, si alza da solo. Aspetta un attimo allora. Attenzione, questa è la porta. Buona, abbiamo questo qui da Bussa alla porta prima, per educazione si bussa. Allora, attenzione. Chi No, è? un attimo, che è? Allora io busso. Hai Napola tu? Hai la Napoli? Busso. Dai, non hai capito la botta. Pronti? Allora io busso. Bussa? Ma come sono lisciato? Sembra una... Toc toc. Allora, tic tic. Chi è? Perché hai fatto voi sovvertire il pronostico? Toc toc! Allora, un attimo. No tic tic. Allora un attimo. Tac tac. Ma perché tac tac? Non mi voglio essere originale. c'è? Voglio essere originale o no? Ma di chi sono questi testi? Sono sempre stato un originalone. Di Gino e Forcella. Attenzione, pronti. Toc toc. Aspetta, che non hai cominciato. Lui deve dire chi è. Allora. No, tu devi dire chi è, sei la mamma Fetusa. Ma devi star così, se non sei la no, mamma mi così. sento bene, Devi star così, la mamma Fetusa. Allora, pronti via. Toc toc. Chi è? De Amicis. Vieni avanti, Pertini. No, non offendere il presidente che è ancora un ragazzo. Ecco. Salve. Papà! Sono tornato. Aspetta. Aspetta un attimo che ti devo dire. Chi è? Sei tu, Carmelo? Carmelo, mi chiamo Carmelo. Nunziatina. Un attimo. No, come faccio schifo? Non mi esce. Sei ciego, come fai? Come fai a vedere che fai schifo? Sento il puzzo. Dove sta Gennarini, il mio bambino ciego? Sono qua, papà! Fai schifo lo stesso! Un attimo, ma no, non va. Che ti importa di Gennarini? Aspetta un momento, che devo cantare la canzone, se io non adesso della canzone. Allora, Ma dimmelo quanto scusatemi, signori. Che fai? Che no. hai fatto? Papà! Se che volim pazzia, volim. Lascia cantare che... Se da sol mi presento. Presento passato e futuro. Dai, anche se si cieco non me ne importa nulla. Papà! Se da sol mi presento, io sono... Una schifezza d'uomo! No, non sono una schifezza! Basta, non sto giocando di gatte! Di gatte! Aprite l'ambulanza! Ma quante volte t'ha già dice? Ma quante volte t'ha già dice che la vita nostra? Mannaggia, no! La vita nostra tu non la puoi mettere in piazza di la televisione dall'anno a 3! Papà! Quante volte tu l'hai già detto? Va buono! Mi si stanno per aprire le acque, che fai? Tu si Sta cieco! buono! Che colpa tiene? Che tengo una creatura dentro che mi dà dei colpi tremendi! Ma che colpa tiene a chi? Ma che colpa tiene a chi? Questa schifezza di creatura che abbiamo partorito! Basta, finita sceneggiata, grazie. Questo era un piccolo assaggio di sceneggiata. È finita la sceneggiata, a questo punto iniziamo la Questa è la canzone. prima puntata, la seconda... La canzone napoletana, che tradurremo da uno sterile dialetto della provincia di Benevento, appunto,
È la storia di Kabir Bedi che un giorno decide di andare in un basso napoletano. Anche perché solo nel basso lui era il più alto. La canzone si chiama Summertime, Summertime. che tradotto dal napoletano vuol dire San Martino è San il Martino. giorno in cui Kabir Bedi. Allora, siete pronti per il corretto, eh? Voi dovete fare summer, 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 summer. Però correre troppo. Via. Summertime! No, perché hai battuto lì? Così è piena sicura. San Martino. San Martino. San Martino. And the living is easy. And the living is easy. Summertime. A San Martino. E lavate le zizze, lì vedi. Fish are jumping. Fesso. La festa di Gianni. Piscia Gianni. Piscia Come Gianni. piscia Gianni? Come piscia Gianni? Perché era un po' delicato, allora si metteva Fish piano are piano. jumping. Quando pisciava Gianni tutti si spostavano nel vicolo, tutti piscia Gianni, piscia È la storia del Gianni, piccolo. And the cotton is on. Fise Gianni. And the cotton is on. And the cotton is on. È un decotto iniziale, perché io stavo per fare un decotto. And the living is easy. E la Fish are jumping. And the cotton is on. Your dad. E arriva a Kabir Bedi giù nel basso. Arriva a Kabir Your Bedi. dad is rich. Kabir Bedi è ricchio. È ricchia. Questo non lo sapeva si sa. nessuno prima d'ora. And your mama is good looking. Eppure la mamma se la mangia con gli occhi. Se lo vuole con gli occhi. Se lo mangia con gli occhi, questo bel figlio ricco. So hush, little baby, don't you cry. So Asci, in questo wascio, Questo vascio Kabir Kabir Bedi. Bedi, Little baby, Kabir tu non ci Bedi. devi entrare. don't you cry. Summer. And the living is easy. Fish are jumping. And the cotton is on. Your dad is rich. And your mama's good looking. So hush, little baby, don't you Ma finì questa canzone. Fai la tromba. And the cotton is on.